La cavalcata di Italia Futura. Le truppe di Montezemolo invadono il Veneto. Imprenditori, manager, politici. Il nuovo movimento si nutre di eccellenze, di nomi forti, di cittadini interessati a promuovere un dibattito sul futuro del paese. Tra loro Maria Gomierato, ex sindaco di Castelfranco, eletta con una lista civica contro tutti i partiti di destra e di sinistra. Dopo 2 anni di silenzio ritorna, ancora una volta, cavalcando l'antipartitismo, ancora una volta, contro le logiche da ancien régime. Insomma, lei è sempre lei, e lo fa capire subito. Ci mettiamo le competenze maturate sul campo, delle professioni, del lavoro, della vita vera di tutti i giorni, perché da quella bisogna partire, no? La politica parolaia, la politica dei fatti. Maria Gomierato è uno dei 21 discepoli di Montezemolo. Fa parte del consiglio direttivo di Italia Futura, si occupa di scuola, nulla di più naturale per una ex maestra come lei, immersa da una vita nell'associazionismo. E anche stavolta Maria Gomierato ricomincia da dove era rimasta, da un'associazione, Italia Futura, e da una lotta, quella alla logica dei vecchi partiti. Quello che è importante è lo spirito che sta alla base di queste intraprese, e lo spirito è quello civico, del servizio civico, e a me piace molto. E con questo spirito Italia Futura si prepara alla corsa per la poltrona di sindaco di Treviso e prepara un'alleanza con le liste civiche. Italia Futura Treviso sta parlando con la società civile, sta parlando anche con i movimenti che anche lì stanno nascendo proprio dalla società civile. Alcuni sono già in consiglio comunale come Città Mia per esempio, comunque ci sono delle civiche che stanno nascendo, che si stanno costituendo, che si stanno rafforzando. Penso che il dialogo sarà soprattutto con loro. Il candidato di Italia Futura? Non l'ex presidente del tribunale, Giovanni Schiavon, che si è già chiamato fuori. E allora chi potrebbe essere? Forse proprio Maria Gomierato? Oh, Maria Gomierato ha fatto il sindaco di Castelfranco, molto sono stata onorata di questo servizio, però credo che questo compito aspetti a un cittadino trevigiano. Potrebbe essere. Magari anche di Italia Futura. Chi la si vedrà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Non manca molto,